24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. È stata accolta con successo in Veneto l'azione di Sistema Nazionale Welfare to Work per le politiche di reimpiego. Nell'arco di 40 giorni sono infatti andati esauriti i 3 milioni di euro destinati all'attivazione di tirocini per giovani disoccupati. L'assessore all'istruzione, alla formazione e al lavoro del Veneto, Elena Donazan, ha commentato così gli interventi di accompagnamento al lavoro corredati da un sostegno al reddito e destinati a giovani disoccupati. Sono borse di lavoro erogate dall'INPS, ha spiegato la Donazan, del valore di 600 euro per 4 mesi, vincolate alla partecipazione delle attività di tirocinio, e ad oggi i tirocini in corso sono 1278 al netto di 39 rinunce. Usa parole forti Ferdinando Zilio per criticare le liberalizzazioni, definendole una vera e propria burla che avvantaggia la lobby della grande distribuzione, ma danneggia i piccoli commercianti e i consumatori. Sempre per il presidente di Ascom Padova, non è assolutamente vero che permettendo ai negozi di tenere aperto a tutte le ore si incrementino i consumi, e tantomeno che la questione sia un'ottima soluzione per aumentare i posti di lavoro. Anzi, l'unico incremento lo si registra nelle spese. E la cronaca lo dimostra, continua a sostenere Zilio, raggiunto da noi al telefono, citando il colosso Auchan che ipotizza il licenziamento di 65 lavoratori. Né in Francia né in Germania, paesi modello per l'Italia, i negozi sono aperti a qualsiasi ora. Il provvedimento è al contrario rispettato solo in alcune zone di New York, caratterizzate tra l'altro dalla malavita. È inoltre dimostrato che gli utenti facciano acquisti soprattutto durante la mattinata. Il presidente Ascom continua nella sua critica, sostenendo l'insufficienza della manovra, in quanto interviene in modo autoritario sui poteri deboli, lasciando intatti quelli forti. Bisognerebbe intervenire in maniera più decisa sui servizi, sulle banche, sul trasporto pubblico, ma manca il coraggio. Questa per Zilio non è che una maniera per prendere i contanti risparmiati, destinando al fallimento sia gli italiani che lo Stato. Le famiglie in Veneto hanno ricevuto finanziamenti per l'acquisto dell'abitazione per 929,7 milioni di euro nel terzo trimestre del 2011. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente si registra dunque una variazione delle erogazioni in regione del meno 29,45% per un controvalore di meno 388,11 milioni di euro. Guardando all'andamento delle erogazioni sui 12 mesi ed analizzando quindi i volumi da ottobre 2010 a settembre 2011, la Regione Veneto mostra una variazione negativa pari a meno 12,65% per un controvalore di meno 698,4 milioni di euro. Continua dunque la contrazione in Veneto, che è giunta alla quarta rilevazione trimestrale negativa consecutiva. Sono stati inaugurati oggi in anteprima per la stampa, alla presenza del rettore Giuseppe Zaccaria di Padova, il vice sindaco Ivo Rossi e del direttore del centro, professor Giovanni De Poli, i nuovi laboratori del Centro di Senologia dell'Ateneo di Padova, un centro fondato nel 1979 ma già attivo sin dagli anni 70. È stato un punto di riferimento per la nascita e lo sviluppo della musica informatica a livello mondiale. Un centro che rappresenta una sintesi di diverse discipline, dalla ricerca alla produzione musicale. Sono applicazioni progettate e realizzate dall'Ateneo Patavino, anche grazie a finanziamenti europei, perché accolte con grande successo a livello mondiale. Negli ultimi anni il centro ha dedicato grande attenzione al sociale, ponendosi all'avanguardia nell'utilizzo del suono come strumento riabilitativo in ambito medicale e come ausilio nella didattica rivolta a utenti in situazioni disabili. Si è finalmente concluso il calvario di una donna e della sua famiglia, soggiogati da un uomo violento che piegava la loro volontà ad ogni suo capriccio con continue umiliazioni verbali e minacce di morte. I carabinieri della stazione di Limena,
a conclusione di un'attività di indagine, hanno tratto in arresto un 49enne padovano per maltrattamenti in famiglia e violenza privata. L'uomo si è reso protagonista di continue minacce di morte nei confronti della moglie, quando quest'ultima non ubbidiva ai suoi ordini. Il GIP ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dai militari dell'Arma. Siti arriva ai capolinea. Il quotidiano gratuito del gruppo RCS Media Group chiude dopo 11 anni la sua diffusione in 8 città italiane. Tutti i particolari su industria e finanza. 24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo, connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.